Benvenuto Davide. Grazie Andrea, grazie mille. Allora, entriamo subito nel vivo, Davide. Tu arrivi insieme ovviamente a tutto il management a Liverpool nel dicembre del 2019. Poi dopo circa 3 mesi colpisce la pandemia e insomma tutto quello che stiamo vivendo in questo periodo. Io volevo partire da prima dell'arrivo. Le tue sensazioni, se puoi raccontarci le tue sensazioni nell'arrivare all'Everton, una società che magari prima in pochi consideravano perché non annoverata tra le grandi, e invece le prime impressioni che hai avuto della società, della gestione del centro sportivo una volta arrivato a Liverpool. Sì, è stato un inizio un po' caotico perché diciamo che siamo rimasti senza squadra praticamente una settimana. Abbiamo giocato l'ultima partita contro il Genk col Napoli in Champions League, che era il 15 di dicembre, e poi abbiamo giocato il Boxing Day contro il Burnley il 26 dicembre. Quindi in 10 giorni è successo di tutto, cioè abbiamo firmato il contratto, poi siamo arrivati con un aereo che ci hanno messo a disposizione il giorno della partita con l'Arsenal, che era Mhm. il 23, se non sbaglio, e quindi c'è anche il calendario del periodo di Natale, quindi partite una dietro l'altra, è stato tutto molto veloce, molto caotico. E l'impressione che ho avuto subito è stata di un club formato da brave persone. Il direttore sportivo è olandese, Marcel Brands, che lavorava nel PSV in Olanda, Mhm. e anche il chairman, diciamo, che è Bill Kenwright. Poi dopo ci sono anche, ovviamente il presidente è Farhad Moshiri, però Bill Kenwright diciamo che è il presidente storico del club, e appena arrivati a Goodison Park, che è uno stadio meraviglioso, non so se sei mai stato, ma è proprio un Certo, gioiello. Eh, certo. è un gioiello, e siamo arrivati lì e la prima persona che abbiamo incontrato è stata lui. Ha detto: ti renderai conto che questo è un club speciale, perché è molto... lo chiamano il People's Club, no? Esatto. È in un quartiere, già lo stadio è all'interno di un quartiere residenziale di Liverpool, Mhm. e ti rendi conto subito che c'è un'atmosfera speciale. Poi purtroppo Goodison Park ce lo siamo goduti relativamente poco, perché poi, come dicevi tu, dopo 3 mesi Mm. è iniziata la pandemia. E c'è stato un particolare che nelle prime settimane, nei primi mesi, nei primi giorni ti ha fatto dire: ok, sono nel posto giusto, qui posso continuare a crescere. Ovviamente hai un'esperienza alle spalle importante, hai avuto modo di relazionarti con tanti grandi giocatori nel corso della tua carriera, però c'è stato un particolare, ecco, dell'ambiente Everton. Io sono stato anche a Finch Farm 2 anni fa. C'è qualcosa nell'organizzazione o comunque in generale nelle persone che ti ha fatto dire: ok, qui posso continuare a crescere e sono nel posto giusto? Sì, l'Everton è un club estremamente organizzato, nel senso che siamo arrivati, abbiamo visto subito delle strutture di altissimo livello Mhm. che io personalmente non mi aspettavo. Il centro sportivo dell'Everton è veramente di alto livello, e- ed è costituito da ragazzi giovani. La cosa Mm. che mi ha colpito soprattutto è stata quella. Diciamo, il fatto che siano tutti ragazzi cresciuti nel settore giovanile, dai videoanalisti ai fisioterapisti, sono tutti Evertonians, cioè sono tutti tifosi dell'Everton, tatuaggi dell'Everton, quindi c'è molto senso di appartenenza. Ecco, la cosa che mi fa pensare che siamo nel posto giusto è quella, che il senso di appartenenza è una cosa che non trovi dappertutto. Io l'ho vissuta quando mio padre allenava il Milan, che io ho vissuto l'ambiente perché giocavo nelle giovanili, perché sono cresciuto dentro quello spogliatoio, Mhm. e vedevo che c'era un senso di appartenenza straordinario, creato secondo me dalla società, che era di altissimo livello. E qui è simile perché vedo che c'è un grandissimo attaccamento a quello che è l'Everton, e quello che fa l'Everton anche al di fuori del campo sportivo, nel senso che dentro la comunità, dentro il quartiere, Everton è Mhm. una società che agisce moltissimo, che aiuta moltissimo la comunità.
Eh, e quello mi ha colpito molto, sì. Ecco, tu hai parlato dell'arrivo, no? Siete passati da giocare la Champions con il Napoli a poi firmare il contratto e ritrovarvi immersi nel periodo natalizio della Premier, che è storicamente quello più frenetico. Che cos'è la prima cosa che si dice ai giocatori quando si arriva in un ambiente nuovo, soprattutto a metà stagione, soprattutto in un periodo così? C'è stato Eh, qualcosa c'è che avete stato, fatto? c'è stato sicuramente l'obiettivo principale che ci siamo posti è stato quello di dare fiducia a una rosa che stava vivendo un momento difficile, Mhm. perché pur formata da giocatori importanti, era una squadra in difficoltà, come può succedere, perché poi dopo stava succedendo anche a noi col Napoli e purtroppo le stagioni non vanno sempre come vorresti. E, è stato quello, il fatto di avere la certezza di avere giocatori di alto livello, anche con esperienza internazionale, e sicuramente l'impatto che ha avuto mio padre, che è una figura che qui è rispettata moltissimo in Inghilterra, è stata fondamentale per dare a loro fiducia, ehm, dare a loro questa fiducia che ci è servita poi per venire fuori da una situazione di classifica abbastanza difficile, perché quando siamo arrivati penso che l'Everton avesse, se non sbaglio, la 16ª posizione o Sì, qualcosa del era un periodo molto particolare, sì, Sì, effettivamente. quindi è stato quello. Poi la preparazione alla partita col Burnley, cioè, 3 giorni, è stata 3 allenamenti, quindi qualcosina ovviamente abbiamo cambiato, però più che altro il lavoro è stato quello, di dare fiducia alla rosa. E invece come avete gestito poi il lockdown, l'arrivo della pandemia? Lo si è visto un po' nel documentario di Amazon con il Tottenham, però se ci puoi raccontare un po' anche la vostra impressione quando avete capito che bisognava per forza stare a casa, almeno quantomeno nel primo periodo, e come vi siete riorganizzati nell'immediato per poi continuare gli allenamenti, perché non ti potevi permettere a quel punto della stagione di interrompere l'attività. Ma è stata una situazione sicuramente anomala per chi fa questo mestiere, mai successa prima e ci siamo dovuti, come dici tu, adattare e noi abbiamo fatto in questo modo. Vabbè, ovviamente i primi giorni li abbiamo presi per organizzarci, visto che abbiamo visto che la situazione andava, cioè non si sapeva neanche quando si sarebbe ripreso. Mhm. Abbiamo, dal punto di vista fisico, diciamo, li abbiamo divisi in gruppi e ogni gruppo era gestito da uno dei nostri preparatori e li seguiva, gli faceva dei programmi individuali per allenarsi a casa. Ok. Dal punto di vista mio, invece, assieme agli analisti, abbiamo approfittato di questo tempo per ripassare un po' i principi di gioco nostri, perché con gli allenamenti non avevamo avuto il tempo, perché da quando siamo arrivati abbiamo fatto solo partite fino a marzo e allenamenti veramente pochi. Quindi con calma ci siamo messi lì assieme ai giocatori a discutere un po', facendo qualche sessione video su quelli che sono i principi di gioco su cui poi avremmo lavorato da quando saremmo ripartiti e anche per la stagione, poi per questa stagione. Ed è stato un Ok. momento utile sia di conoscenza con i giocatori ehm, perché comunque, come ti dicevo, essendo così affollato il calendario, non hai avuto mai tempo di veramente metterti lì uno a uno e parlare. Mhm. E quindi è stato un periodo utile. Poi quando gli allenamenti sono ripresi, ma sono ripresi con moltissime limitazioni, cioè Certo. gruppi di 6 giocatori, allenamenti mantenendo la distanza, non si poteva fare la doccia al campo, si arrivava ognuno con la sua macchina, tantissime limitazioni che continuano, perché comunque abbiamo un ispettore della Premier League che viene a controllare tutti gli allenamenti per garantire che ci siano le giuste misure di sicurezza all'interno del, Mm. del centro sportivo e sul campo. Quindi, per esempio, ti faccio un esempio, la stessa casacca non la puoi dare a 2 giocatori. Ah, ok. Ok. Sembra una stupidata, tu dici cambiati la casacca, dalla a lui, e invece no, se la devono togliere devo metterne una nuova, quindi servono tantissime casacche, per esempio. Ah, Sono ok. tutti problemi che magari uno non ci fa caso, però bisogna stare attenti a tutto. Certo. Ecco, quanto pesa poi nella gestione dello spogliatoio o comunque della preparazione anche fisica
dei giocatori un campionato come quello di Premier League, o direi più il calcio inglese in generale, che ha 4 coppe a differenza di quasi tutti gli altri campionati, e dove si gioca con una continuità incredibile, dove non c'è praticamente mai pausa. Cos'è che fa la differenza nel breve periodo? Cioè hai spesso pochi giorni per poter preparare la partita, o anche solo, come dicevi te, per conoscere il giocatore, per insegnare o dar loro nuove direttive. Cosa si fa per ottimizzare questo poco tempo? Eh sì, la cultura inglese in generale è molto diversa dalla nostra, Mhm. cioè per diversi fattori. C'è il fattore climatico, cioè qui non puoi stare sul campo 2 ore e mezza, perché qui a Liverpool, quando c'è un giorno di pioggia e di vento, ti assicuro che fa veramente freddo. Sì, Non fai certo. fatica. Certo. Quindi gli allenamenti, per un fattore culturale, sono corti e intensi, quello Ok. sicuramente. Il fatto che siano corti e intensi tolgono volume, sicuramente tolgono carico di Mhm. allenamento e permettono di salvaguardare un po' i giocatori, sono dal calendario così folto che hanno. Sicuramente poi hanno anche nella loro cultura di avere il giorno libero a metà settimana, cosa che in Italia, addirittura in Italia poi si fa il doppio, qui il Esatto. doppio non esiste. Sicuramente il volume dell'allenamento fa sì che ci sia miglior qualità nell'allenamento, maggiore intensità nell'allenamento. Questo aiuta sicuramente anche poi la performance e quello che è il calcio che c'è qui, quindi con tempo effettivo molto lungo, Mhm. perché si gioca molto, con tante transizioni, si va avanti e indietro ed è quello, ed è quello. Il fatto che gli allenamenti siano brevi e intensi sicuramente aiuta molto. Ecco, invece dal punto di vista tattico, quali sono le principali differenze che hai notato, e se c'è qualcosa magari sulla quale che puoi dirci che hai dovuto intervenire, o che hai notato che non avevi mai visto? Chiaro, avendo tanta esperienza sicuramente ne hai viste di tutti i colori, ma magari se c'è qualcosa o qualche giocatore che ti ha colpito nell'immediato, anche per attitudine, o che hai capito che poteva servire più di altri magari nello sviluppo della fase della tattica, ecco. Ma qui è un campionato, la Premier League, talmente bello perché ci sono veramente, c'è una varietà di stili di gioco, di filosofie, negli ultimi anni è aumentata, nel senso Mhm. che quest'anno abbiamo da Bielsa a Sean Dyche, a Sam Allardyce, a Guardiola, cioè stili completamente opposti. A posti, sì. È uno stile inglese al 100%, come può essere quello di Sean Dyche e quello di Chris Wilder allo Sheffield, Mhm. e stili magari più internazionali, c'è Klopp, c'è Guardiola, c'è Bielsa, come dicevo, adesso c'è anche Tuchel. Esatto. Quindi, e quindi sicuramente la cosa che colpisce è che si può essere efficaci al 100% avendo uno stile. Io prendo come esempio il Burnley, che è una squadra, è la squadra inglese per eccellenza, Mhm. e in questo campionato è sempre una squadra che porta risultati, avendo un gioco estremamente diretto, Sì. avendo un attaccante che diciamo come target man, che è Chris Wood, che è veramente nel gioco aereo è straordinario. La cosa che mi ha colpito è stata quella, cioè che si può giocare in tantissimi modi in questo campionato e si possono comunque ottenere dei risultati, che non c'è una strada, nel senso, diciamo che è l'esaltazione di questo concetto, che il calcio non è che esiste una sola verità. Certo, certo. Mm. Sì, no, spesso si tende a fare differenze nette, soprattutto dal punto di vista tattico, tra un campionato e l'altro, però diciamo che forse una volta era così, adesso anche grazie anche al fatto che il calcio è diventato un po' più internazionale, la Premier League soprattutto, perché tra i pochi inglesi allenatori rimasti ci sono quelli che hai citato, i loro risultati li ottengono. Quest'anno a Chris Wilder non è andata benissimo, però Sean Dyche fa il suo e lo fa bene da 7-8 Mm. anni. Quindi poi non, è bello anche avere queste differenze. E in riferimento a questo, l'avversario più difficile da affrontare, se escludiamo magari il City di Guardiola, che poi magari non è neanche il più difficile, o è semplicemente perché ha grandissimi giocatori in tutti i reparti, però quello che
fino ad ora avete fatto più difficoltà secondo te ad affrontare, al di là del risultato finale, qual è stato? Ma sì, partendo dal presupposto che nella Premier League, e non è una frase fatta, ogni partita è difficile. Questo campionato lo dimostra questa stagione, cioè nel senso, soprattutto il nostro percorso. Cioè, Mhm. noi abbiamo perso con le piccole e vinto con le grandi, quindi Esatto. dimostra che ogni partita è veramente, veramente complicata. Partendo da questo presupposto, allora ovviamente ci sono le top, c'è Manchester City, Chelsea, queste squadre che hanno una rosa straordinaria, cioè contro di Mhm. noi io ho guardato, quando è arrivata la formazione, ho guardato la panchina del Chelsea ed è una squadra che vince il campionato, potrebbe, cioè, così come la panchina del City, abbiamo giocato Certo. col City, avevano una panchina di campioni, ma neanche, ma dici, ce ne fosse uno che magari non è allo stesso livello degli altri, ma sono, in questo momento ci sono queste squadre che hanno delle rose straordinarie. Sicuramente la conoscenza tattica che hanno sviluppato i giocatori del Manchester City è straordinaria, cioè tu prepari la partita in un modo e loro subito hanno la capacità all'interno del campo di riconoscere gli spazi e magari ti cambiano la costruzione, hanno una transizione molto aggressiva, cioè recuperano il pallone molto velocemente, è una squadra veramente matura. Mm. Sarebbe scontato dirti quindi Manchester City, eh, insomma, un po' per quello che ho visto, anche giocare contro il Leeds è Mm. complicatissimo, perché è una squadra che è estremamente aggressiva, non ti lascia respirare, quando hanno la palla è un movimento continuo, hanno questo modo di giocare che lui richiede, che non so come fanno, perché è estremamente dispendioso, cioè seguono a uomo quasi a tutto campo e hanno un modo di giocare che diciamo che ti mette in difficoltà. Quindi dovessi sceglierne una, direi, togliendo le top, direi Leeds. Diresti Leeds. Sì. Benissimo. Andando invece sui giocatori, tuo papà Carlo ha parlato sempre molto bene di Seamus Coleman. Quindi volevo sapere se anche tu puoi confermare in questo senso e cosa lo rende poi il capitano di questa squadra, al di là del fatto che è ovviamente a Liverpool e conosce l'ambiente Everton da tantissimo tempo, ma cosa lo rende così importante al di là delle capacità, ovviamente della bravura sul campo, cosa rende il personaggio Seamus Coleman così importante nello spogliatoio? Seamus Coleman è importante perché rappresenta proprio il club, cioè è un giocatore che veramente ha un senso di appartenenza straordinario, conosce perfettamente la storia del club, Mhm. sa che il club è più grande dei giocatori che ci sono e nel modello di gestione di mio padre, che ha un modello di gestione doppia, Mhm. cioè non è un generale che vuole dei soldati, ma è uno che all'interno dello spogliatoio ha bisogno di questo gruppo di leadership che faccia sì che ci sia disciplina all'interno dello spogliatoio, cioè che il giocatore che sgarra debba rendere conto non a lui, ma ai compagni. Certo. Questo è molto importante per lui. E Coleman è il capitano perfetto in questo senso, nel senso che lui rappresenta il club, è impeccabile nei suoi comportamenti, è un bravissimo ragazzo e lo aiuta tantissimo in questa gestione. Cioè, lui ha sempre avuto, quando è riuscito a creare armonia all'interno dello spogliatoio, questi tipo di personaggi, nel senso che a Madrid ha avuto Sergio Ramos, Pepe, Mhm. nel Milan, vabbè, c'era Paolo Maldini, Gattuso, Ambrosini, erano tutti giocatori, diciamo, che aiutano nel suo modello di gestione sicuramente Certo. molto. Coleman è un capitano di questo tipo. Ecco, in questo senso anche personaggi del posto, come può essere Tom Davis, sono importanti anche per quel motivo, cioè portano quell'essere scouser all'interno dello spogliatoio. Eh sì, assolutamente, perché è fondamentale avere anche per giocatori nuovi che arrivano da altri campionati, per dirti, quest'anno c'è un film che si chiama, oddio, come si chiama? Howard's Way,
Sì, sì, che racconta un po' la storia degli anni d'oro dell'Everton degli anni '80 quando hanno vinto l'FA Cup, sì. e hanno raccolto qualche immagine da questo film creando un video di una quindicina di minuti e facendola vedere ai giocatori che arrivavano, no? Di questo, per dirti, si è occupato Coleman, per farti Ah, capire ok, quanto ci tiene, no? Che i giocatori che arrivino comunque siano coscienti che questo è un club che ha storia, cioè è un certo. club che magari ha ambizione per salire di livello, però comunque che ha ottenuto dei risultati nella sua storia. E, e quindi gente come Coleman, come Tom Davis, come Duncan Ferguson che abbiamo all'interno dello staff, sono molto importanti proprio per questo senso di appartenenza che hanno. Ecco, una domanda su Duncan: quanto è difficile da 1 a 10 capirlo? Perché so che l'accento scozzese... Duncan ha un accento tra Scouser e scozzese molto marcato, quindi sì, cioè quando te la molla lì, quando ti molla lì la battuta così che non te l'aspetti, è completamente incomprensibile. Quando invece poi sei dentro il contesto della conversazione, capisci. Però È molto... Duncan è straordinario perché è veramente, cioè, è l'uomo più diretto del mondo. Cioè lui ti dice quello che pensa sempre. Ed è molto importante avere dentro lo staff una persona così che abbia questo impatto, questo carisma con i giocatori e, e con la gente, perché è veramente amato qua lui da tutti. Beh, certo, sì, poi ricordo quelle 4 partite che fece, se non sbaglio, prima poco prima del vostro arrivo, e fu, cioè, idolatrata in una maniera incredibile e ottenne grandissimi risultati, quindi è uno che poi lo spirito evertonian ce l'ha dentro. Tu hai parlato ovviamente di crescita, nel club. Volevo chiederti quest'anno quanto pesa effettivamente l'assenza di tifosi e se credi che Goodison Park avesse potuto dare, arrivati a questo punto, qualche punto in più rispetto a quelli ottenuti, perché sono quasi migliori le prestazioni in trasferta rispetto a quelle in casa. Ecco, secondo te quanto conta in tutto questo l'assenza del tifoso? Ma per quanto riguarda i risultati che abbiamo ottenuto, il tipo di risultati che abbiamo ottenuto, sicuramente con il pubblico avremmo fatto qualche risultato in più. L'anno scorso, ehm, parlando sempre di fattore ambientale, in casa abbiamo giocato 4 partite, abbiamo giocato Burnley, abbiamo vinto, Palace abbiamo vinto, Brighton abbiamo vinto e Manchester United pareggiato, poi è iniziata la pandemia. Mhm. Quindi è uno stadio importante per i giocatori sentire, perché c'è un'atmosfera particolare, è uno stadio molto vivo che aiuta. Però io sinceramente penso che questa stagione i risultati siano andati in questa maniera un po' per la composizione di questa squadra, perché e per come è andato poi il percorso della squadra tramite infortuni vari Sì, che abbiamo dovuto modificare diverse volte l'assetto e sicuramente è una squadra composta da giocatori che sono più comodi a giocare in un certo modo, perché i numeri sono lì a dimostrarlo, nel senso che non è una squadra che ha bisogno molto del pallone per essere efficace. vero. Ovviamente l'assenza di James Rodriguez, quando è assente, influisce molto il fatto che lui sia assente o presente, perché è un giocatore che sposta molto gli equilibri del modo di giocare della squadra, no? Perché è un giocatore che ha bisogno della palla, che sicuramente ti alza il livello qualitativo della squadra nel possesso, ti aumenta un po' la creatività. Certo. Senza di lui è una squadra che si trova comoda, magari a difendere un po' più indietro e a lasciare un po' di più, tendere a lasciare un po' di più il pallone agli altri, anche perché ha dei difensori di un certo tipo che sono molto comodi, molto forti dentro l'area di rigore, magari un Mhm. po' meno comodi a coprire più spazio, anche per caratteristiche di fisico, come Jerry Mina, come Michael Keane. Mhm. E quindi un po' le caratteristiche della squadra sono un po' quelle, cioè è più una squadra che si trova comoda nel lasciare il pallone agli avversari ed è molto pericolosa in contropiede, Vero. perché Calvert-Lewin è devastante negli spazi, così come Richarlison, e Doucouré è un giocatore per questo tipo di gioco fondamentale. E il fatto di aver perso, per esempio l'anno scorso avevamo giocatori come Schneiderlin e Delph, Mhm. e parlo del tipo di giocatore, Certo.
Delphi poi quest'anno ha avuto tanti problemi, che quando la squadra avversaria ti lascia il pallone, quindi tu devi avere di più il pallone degli altri, sono giocatori che hanno creatività nella costruzione e ti possono aiutare in questo tipo di partite. Per i giocatori che abbiamo quest'anno sicuramente è una squadra che ha dimostrato trovarsi meglio con le grandi, perché con le grandi devi giocare di ripartenza. Ma ecco, parlando nello specifico, non so poi se puoi dircelo o meno, andando più nel tecnico, questa squadra è migliorata tantissimo nelle situazioni di calcio piazzato, ha segnato molto di più rispetto alla scorsa stagione e sembra anche essere molto più solida dal punto di vista difensivo. Visto che in quel reparto è cambiato poco perché gli interpreti sono più o meno quelli della scorsa stagione, su che cosa siete intervenuti in particolare? A me ha colpito soprattutto il dato relativo, come ti dicevo, ai calci piazzati, perché la squadra è diventata veramente pericolosa da quel punto di vista. Però, se puoi dircelo ovviamente su che cosa siete intervenuti in particolare, visto che appunto i giocatori sono gli stessi della scorsa stagione. No, ma certo che te lo posso dire perché comunque di segreti non ce ne sono. Io quello che abbiamo fatto quando siamo arrivati è stato, già facevano, parlando di calci piazzati, Mhm. facevano la zona con Marco Silva e zona abbiamo continuato a fare. Con qualche modifica abbiamo portato più o meno il modello che usavamo al Bayern, quindi è una zona diciamo mista, però la forza di questa squadra, i segreti non ce ne sono, è che ha giocatori estremamente abili nel gioco aereo e per quanto riguarda la fase offensiva ha i migliori tiratori di corner del campionato, perché se da una parte calcia Digne e dall'altra parte calcia Sigurdsson o James, comunque si parla dei migliori, penso, ci sono quelli del Burnley, che sono McNeil e Westwood, che sono molto bravi, però penso che siano i migliori del campionato. E in area Jerry Mina, Calvert-Lewin, Michael Keane, Mhm. Holgate che è un grande bloccatore sul portiere, Godfrey, abbiamo stazza, abbiamo qualità. E non è il fatto di lavorarci tanto, ci lavoriamo il giusto. Ci sono stagioni in cui ci lavori tantissimo e non fai mai gol. Ci sono stagioni che non ci lavori mai e fai tanti gol. Poi dopo dipende anche dalla fiducia che acquisiscono i giocatori facendo certe cose. Hanno visto che difendendo così si trovano comodi, prendiamo pochi gol, che attaccando così va bene, e quindi il più è quello. Poi ovviamente si lavora nel dettaglio, ovviamente si va a studiare partita per partita dove si può andare a fare male agli avversari, ehm, eccetera. Però il segreto dell'Everton sulle palle native è che la mettono dove vogliono loro, cioè dove vogliamo noi esattamente, e i giocatori che vanno a colpire molto spesso saltano più in alto degli avversari. Benissimo. Ascolta, invece, dal punto di vista tuo personale, citavi prima l'ambiente Milan nel quale sei cresciuto e dove hai giocato nelle giovanili. C'è stato un momento, insomma, in passato, nella tua carriera, dove hai capito che avresti voluto allenare, che era quella la tua vocazione? Insomma, che avresti voluto comunque buttarti nel mondo manageriale? Ma io mi sono sempre, fin da molto piccolo, appassionato all'aspetto manageriale del calcio, cioè ho sempre visto il calcio dal punto di vista dell'allenatore, ovviamente avendocelo in casa è più semplice, ma anche guardare le conferenze stampa e le interviste degli allenatori mi è sempre interessato. Certo. Mi sono sempre interessati gli allenamenti quando giocavo, vedere come mi allenavano i miei allenatori. Ho avuto buoni allenatori, Evani, Filippo Galli, quindi ho sempre avuto la possibilità anche di conversare con i loro assistenti quando ero in primavera. Diciamo che l'ambizione di fare l'allenatore ce l'ho avuta fin da quando giocavo, e poi dopo vedendo che giocando, una volta finito in primavera sono andato in Serie D in prestito e non riuscivo a connubbiare gli allenamenti con l'università perché stavo facendo scienze motorie e Mhm. ho visto che non avevo abbastanza talento per giocare ad alti livelli.
magari alle soglie del professionismo ci potevo anche giocare, però Certo. dico, arrivo poi sui 40 anni che devo costruirmi una carriera da allenatore, preferisco iniziare subito e studiare. Poi chiaramente ho avuto un accesso facilitato essendo il figlio di Carlo Ancelotti, quello è innegabile, Certo. ma poi dopo, nel senso, quello io non lo posso negare, non è neanche una colpa, è Ah no, semplicemente assolutamente. un accesso facilitato a un mondo che poi ti devi conquistare giorno per giorno, perché Bravo, se non sei esatto. bravo non arrivi da nessuna parte. Non Sì, sì, arrivi da no, nessuna... esatto, era quello che ti avrei poi detto io, cioè nel senso se poi non dimostri di avere le capacità e le qualità, puoi essere chiunque, ma poi la strada è corta, finisce lì, quindi Sì, sì. assolutamente. Ehm, ecco, quando... Allora, ti auguro di rimanere ovviamente in Premier League il maggior tempo possibile, ma se un giorno ovviamente dovessi cambiare paese, dovessi cambiare campionato, che cosa ti porti via dalla Premier League e insomma che cosa porterai come bagaglio positivo e invece magari una cosa che non ti piace particolarmente del campionato inglese. Eh, beh, questo è un mondo che mi piace molto, si addice molto anche a quello che è il mio carattere. Mhm, Mi piace moltissimo il fatto che siano molto equilibrati gli inglesi, che mhm. non abbiano strascichi, polemiche, che non si vive il calcio come si vive in altri paesi. E questa è sicuramente una cosa che mi porterò dietro dal punto di vista, penso, strettamente di campo calcistico, gli insegnamenti che ho appreso sulle palline attive da questo campionato, dove sono veramente importanti. Ci sono squadre che le chiamano set pieces team, Mhm. che insomma ho preso degli insegnamenti da queste squadre che mi porterò sicuramente dietro. Il fatto che non esista, come ti dicevo, un solo modo di giocare, che Mhm. il modo inglese di giocare non è una vergogna, che il fatto di giocare la palla sopra il centrocampo, se fatto bene, è assolutamente efficace a seconda dei giocatori che si hanno. E, e questa è la cosa che mi porterò dietro. Adesso trovare qualcosa di brutto del calcio inglese è una gran domanda, perché è difficile. Quindi non lo so, perché le strutture sono fantastiche, gli stadi sono meravigliosi, c'è un ambiente bellissimo, il livello qualitativo dei giocatori è straordinario, il livello fisico è bello, le partite sono divertenti e forse gli arbitri, ci sono alcuni arbitri che magari non lo so, però poi dopo quando ero in Italia non mi lamentavo degli arbitri anche lì, quindi Ecco, lì diciamo che un po' tutto il mondo è paese da quel punto di vista lì, però esatto, esatto. hanno qualcosa. Ascolta, io volevo farti invece una domanda sulla nazionale inglese, so che non c'entra, però tante volte si parla del fatto che non riesce a ottenere risultati perché giocano troppo e a troppa intensità durante l'anno e poi arrivano spompati al termine della stagione e quando devono affrontare la competizione e poi non ottengono i risultati. Dal tuo punto di vista, quindi dell'allenatore, può essere plausibile come motivazione o e poi sono altre dinamiche difficili da spiegare? Beh, sicuramente il calendario inglese è più intasato di altri calendari, questo è innegabile, potrebbe avere un impatto. Non penso che sia così vero, nel Ok. senso cioè in Champions League le squadre inglesi vanno più forte, almeno Mhm. questo è quello che ho visto quest'anno. Il campionato inglese è allenante, cioè le squadre inglesi hanno, lo dicono i numeri, hanno un livello di intensità diverso, perché si Certo. gioca un calcio diverso, che accetta un po' di più lo squilibrio, che accetta un po' di più che ci si possa sbilanciare e questo fa sì che ci siano più transizioni, si percorrono più metri ad alta intensità, sia tutto insomma un contesto che fa sì che ci sia più intensità.
Perché la nazionale inglese non vince? Ma se lo sapessi andrei a allenare e vincerei il mondiale. Sì, no, esatto. Però io penso che abbiano dei giocatori di altissimo livello, cioè basta vedere le ultime convocazioni che ha fatto. Sì, esatto, quest'anno un po' ricorda poi la generazione di inizio 2000 con i vari Beckham, Scholes, Lampard, ovviamente non sono ancora a quei livelli, però quest'anno il livello medio è molto molto alto, ovviamente sono altissime le aspettative, però molto spesso la nazionale inglese ha abituato a flop clamorosi, quindi anche secondo me, cioè, io non ho mai creduto realmente a questa cosa del campionato che ti sfinisce, è vera, ma non è così determinante. Credo che i problemi fossero altri, soprattutto 15-20 anni fa erano sicuramente le rivalità tra club, che tu potrai confermare sono grandissime. È ovvio, poi i giocatori in nazionale giocano per la propria nazionale, però si arriva a punti dove le rivalità sono talmente grandi che sicuramente possono poi influire sul rapporto personale. Siamo in chiusura, volevo chiederti la presenza del Liverpool in città, la responsabilità di essere una delle due squadre di Liverpool e di avere il Liverpool che ha vissuto poi questo paio d'anni, 3 anni di boom incredibile. Si sente questa responsabilità? Pesa? Non pesa? Che giudizio si ha, ecco, da ambiente Everton? Beh, sicuramente pesa il fatto che il Liverpool negli ultimi anni abbia vinto tanto e ci sia questa voglia di raggiungere il livello del Liverpool che insomma basta vedere la reazione che hanno avuto quando abbiamo vinto contro di loro quest'anno, è stata, cioè se vedi la reazione che hanno avuto anche gente che lavora qui da tanti anni, nello spogliatoio, è stata incredibile, c'è gente in lacrime per aver vinto una partita di campionato, cioè per noi che siamo venuti da fuori abbiamo realizzato quanto fosse stato importante per loro. Certo. E quindi questa voglia di rivalsa c'è. C'è, e io penso che il Liverpool, detto sottovoce, possa essere anche una strada da seguire per noi, perché il Liverpool, se tu guardi la formazione di Klopp, la prima partita di Klopp da allenatore, se guardi la formazione, rispetto alla formazione di adesso, è diversa. È Certo. diversa. Chiaro che ci vogliono investimenti, ma il Liverpool non ha preso negli anni giocatori, ha speso ovviamente, ma non ha preso giocatori, diciamo, dalle grandissime squadre, no? Ha Sì. preso giocatori, ha preso Mané dal Southampton, ha preso Alisson, ha preso Salah. Piano piano ha avuto un progetto che è arrivato al suo culmine. Questo è quello che deve fare anche l'Everton, secondo me. Quello che si sta cercando di fare. Assolutamente, poi ricordo benissimo Klopp all'inizio la squadra era da ottavo posto al massimo, forse, perché veramente gli interpreti erano un po' particolari e come hai detto tu, gli investimenti sì ci sono stati, ma se poi guardiamo gli investimenti per dire di Chelsea, Manchester United o Manchester City, è nulla quello che ha speso l'Everton, scusa, il Liverpool ha speso abbastanza, ma bene soprattutto, e quindi sicuramente, come dicevi tu, da quel punto di vista lì è un modello da seguire. Davide, io ti ringrazio infinitamente per il tempo che ci hai concesso. Speriamo ovviamente di poter venire a Liverpool quanto prima, è ovviamente in programma. Tra l'altro con la società si parlava qualche mese fa di poter organizzare anche una partita prima estiva, noleggiando lo stadio, visto che tra un paio d'anni, insomma 3 anni al massimo, dovrebbe esserci il passaggio nel nuovo stadio, insomma di regalare questa emozione anche ai tifosi italiani. Ti ringrazio ancora e insomma a risentirci e a rivederci, spero presto. Va bene, Andrea, no, niente, grazie mille, è stato un piacere parlare di calcio, per me è sempre un piacere, quindi ti ringrazio e sì, speriamo che adesso qui sembra che le cose abbiano un percorso chiaro verso la normalità, speriamo che sia possibile. Si parla anche di avere tifosi le ultime partite, qualche tifoso le ultime partite in casa e insomma riassaporare un po' quello che è il vero spirito del calcio inglese. Speriamo, sicuramente noi da qui osserveremo perché per forza al momento ancora non possiamo essere partecipi, ma spero entro la fine dell'anno quantomeno di
di Vabbè, spero di poter... vederci a Goodison Park per la prossima stagione, dai. Benissimo. Grazie mille ancora e buona giornata. Buona giornata, grazie a te. Ciao. Ciao.